Pagavano tutti, imprenditori, liberi professionisti e semplici cittadini, mazzette per avere concessioni edilizie bypassando il parere obbligatorio della commissione edilizia comunale nominata dal sindaco. Autorizzazioni talvolta in assenza di un'adeguata istruttoria diretta ad accertare la ricorrenza delle condizioni richieste per il rilascio del permesso di costruire. E questo è il contesto del ciclone giudiziario che si è abbattuto questa mattina su Palazzo dei Giganti ad Agrigento. Nel mirino in particolare il settore urbanistica e l'ufficio tecnico, praticamente azzerato dal blitz eseguito la notte scorsa dagli agenti della Digos e della squadra mobile. 12 le persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare, 6 in carcere, 5 domiciliari e 1 con obbligo di dimora. Le accuse: associazione a delinquere, corruzione, abuso d'ufficio e truffa. In carcere sono finiti Luigi Zicari, 59 anni, Pietro Vullo di 42, Roberto Gallo Afflitto 41, Salvatore Troisi 56 anni, Giuseppe Gallo Carrabba 55, Giorgio Parrino, anch'egli di 55 anni. Arresti domiciliari per Giuseppe Gallo, 43 anni, Alfonso Vullo di 34, Pasquale Farrugia, 56 anni, Gerlando Tuttolomondo, 74 anni, nato a Santa Elisabetta ma residente ad Agrigento, ed Emanuele Navarra, 62 anni. L'obbligo di dimora nel comune è stato imposto al vigile urbano Rosario Troisi, 53 anni, agrigentino. Infine, disposta in attesa dell'interrogatorio in programma domani la sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio e servizio per Sebastiano Di Francesco, 52 anni, nato a Livorno, residente ad Agrigento. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Alberto Davico, su richiesta del procuratore della Repubblica aggiunto Ignazio Fonzo e del sostituto procuratore Luca Sciarretta del Dipartimento Reati contro la Pubblica Amministrazione della Procura. Le indagini di polizia, particolarmente complesse e articolate, su direttive della Procura della Repubblica di Agrigento, diretta da Renato Di Natale, sono state dispiegate e tuttora proseguono ad opera della squadra mobile retta da Alfonso Iadevaia e dalla Digos retta da Carlo Mossuto, uffici alle dipendenze del questore Giuseppe Bisogno. Provvedimenti annunciati sulla scorta dei ripetuti controlli avvenuti nei mesi scorsi negli uffici comunali. Certamente riuscire attraverso capillari indagini svolte da squadra mobile Digos e dai PM di questo ufficio ad ottenere delle misure in materia di pubblica amministrazione in tempi così rapidi è sicuramente un'attività che dà lustro al nostro ufficio. Una corsia preferenziale, in pratica. Sicuramente chi era disposto a versare delle somme aveva una corsia preferenziale e chi non era disposto a sottoporsi a tale tipo di, non dico vessazioni perché gli accordi erano corruttivi, comunque chi non era disposto doveva aspettare tempi sicuramente più lunghi e probabilmente non ottenere la emissione di quei provvedimenti che venivano richiesti. Lo diceva prima anche il procuratore, è motivo di orgoglio dire che le indagini che da qualche tempo a questa parte riusciamo a portare a termine in materia di reati contro la pubblica amministrazione sono il frutto dell'organizzazione del nostro ufficio, della creazione di un dipartimento che è destinato a porre attenzione su questo tipo di reati, e i risultati, credo di poter dire con serenità, sino ad oggi non sono mancati. Deve essere sottolineata la collaborazione proficua che continua ad esserci tra l'ufficio del pubblico ministero e la polizia giudiziaria. In questo caso per noi Questura di Agrigento c'è stata l'operazione congiunta dei due uffici investigativi più importanti, la squadra mobile e la Digos.